credo che nel nostro antico istinto, perché noi alle spalle abbiamo anche antiche vicende politiche, l'autonomia dei progressisti, l'autonomia del PD deve comunque sempre significare una proposta ampia sulla questione democratica. Non è una cosa così, perché se guardate da fuori, adesso noi da dentro, guardate da fuori, guardate da un finlandese, da un birmano, chi volete, che va in banca e dice: dove metto i miei risparmi, su quali titoli? E uno dice: guardiamo l'Italia, dice: c'è un partito, il PD, che avrà quel che avrà e che dice Europa, democrazia, Costituzione. Poi c'è uno che si chiama Berlusconi, che un giorno dice fuori, l'altro giorno dice dentro, l'altro giorno dice basta, poi si mette con la Lega che dice torniamo alla lira o facciamo la lira padana. Poi c'è uno che dice che prende a 2 cifre, che si chiama Grillo, che dice: ma noi che euro, fuori dall'euro, poi non paghiamo neanche i debiti. L'Europa la mandiamo a sbattere, ma poi, e lascio stare le propaggini, diciamo quelli a una cifra sola. Fate la somma. Che idea di te, dove li metti i soldi quella lì? Ma quella lì gira l'angolo. Noi dobbiamo preoccuparci anche del sistema. Il PD deve preoccuparsi di crescere lui, ma deve fare una battaglia per il sistema, perché qui sono in gioco degli elementi basici del sistema, i valori della nostra Costituzione, una certa idea d'Europa, basici. Guai a noi se su questi 2 terreni, poi vediamo se è la funzione di governo, la funzione di governo, ma no, questi 2 terreni noi non rivolgessimo un appello ampio a forze liberali, a forze democratiche, a forze europeiste, essendo noi progressisti. Noi siamo progressisti, non siamo moderati, siamo progressisti, organizziamo il nostro campo. Il problema è cosa diciamo, quella proposta che facciamo, e su questi 2 temi, la Costituzione e l'Europa, noi attenzione che dobbiamo essere larghi, perché lo dicevo al sindaco di Venezia Orsolini poco fa, che no? Parlavamo in realtà di problemi istituzionali, comuni, eccetera. Nel bolognese, qui c'è Zolge, lo sa bene, che ha seguito la cosa, ci sono 5 comuni che hanno deciso di deliberare l'unione per fare un comune da 30.000 abitanti. Risparmi, possibilità di investimenti, benissimo. Una riforma per migliorare le istituzioni. Chi hanno contro? Berlusconi, la Lega, Grillo, tutti quanti, Non sto dicendo che questi s'ammucchiano, mi dicono sui giornali, ma c'è il complotto, non è che c'è il complotto, non sto dicendo che s'ammucchiano loro tutti in una strategia, no, non sto dicendo questo, sto dicendo che ci tireranno da tutti i lati contro i riformisti. E in gioco non ci saranno noccioline. Quindi noi facciamo noi, ma stiamo larghi con tutti quelli che possono mettere un alt, perché la situazione non è così facile in Europa e in Italia. Ecco, un'ultima domanda, siccome anche di questo si parla, temi, diciamo che ci può essere un'imboscata sulla legge elettorale, cioè che nonostante tutte le discussioni che avete fatto arrivino ad approvarla le altre forze in Parlamento, insomma in una forma, adesso senza entrare nei particolari, che penalizza il Partito Democratico? No, ma non è che penalizzi, entriamo pure in particolare. L'unico modo per fare, diciamo, un colpo di mano, insomma, è quello che esce sui giornali, e serve fare una legge, diciamo, seccamente proporzionale, con un piccolo premio di maggioranza, ma un compleanno nessuno, preferenza, quello a loro gusto, perché prima loro, il PDL, ci ha regalato il Porcellum, che è l'iperpremio iperuranico dell'universo elettorale mondiale, e adesso non vogliono neanche un premino così, si sono convertiti, chissà perché.
E quindi loro possono tentare una cosa eccamente proporzionale sperando di ingaggiare forze interessate a questo. Sia chiaro che avranno a che fare con noi se è una cosa così, perché? Ma mica per il PD, per un motivo semplicissimo: se quella sera lì il mondo e l'Europa imparano che l'Italia non è governabile, arriva addosso uno tsunami non al PD, all'Italia. Quindi su questo non si scherza. Nella concreta situazione italiana, al di là dei modelli e non i modelli, noi dobbiamo avere una riforma che garantisca la governabilità, che consenta ai cittadini di scegliere il parlamentare, che consenta la parità di genere, di far andare avanti la posizione delle donne, e che eviti il fatto che uno si inventi dei gruppi parlamentari alla Silipoti. Queste 4 cose ci vogliono. Questo noi combattiamo per questo. Un'ultimissima cosa, anche per chiudere questa ipotesi che è in campo, insomma, di un Monti bis sostenuta da diversi settori dell'imprenditoria, dei giornali, anche da parte del mondo politico. E quello, ti riferisci a questo quando dici forze, insomma, un po' oscure che lavorano contro il Partito Democratico, nella prospettiva appunto di impedire al Partito Democratico di governare e di restare, insomma, con l'esperienza Monti? Ma io non le chiamo forze oscure, vedo che ci sono ambienti, settori, naturalmente, diciamo anche delle elite di questo paese, o insomma, che si ritengono tali, che capisco anche, loro, come dire, dicono, ma dice, andiamo avanti così. Ma io non lo so se la gente d'Italia pensa andiamo avanti così. Io dico, e ho detto e ripeto, che sarebbe ben curioso che noi volessimo stare nell'euro e non volessimo stare nella democrazia europea. La democrazia europea non è basata sul tasso di tecnici che c'è in un governo, quello mettine finché vuoi, è basata sul fatto che gli elettori di quel paese lì, tutti gli elettori, sono chiamati a dire secondo loro qual è il partito, qual è la maggioranza che governa. Succede così, è la democrazia. E quindi anche noi, che non siamo figli di un Dio minore, vorremmo avere la nostra dose, ecco, diciamo. Quindi, detto questo, su Monti, io credo di averlo detto chiaro, il rigore, la credibilità che ha messo nel mondo, eccetera, per noi è un punto di non ritorno. Vogliamo metterli dentro più lavoro, più uguaglianza e più diritti, in quel rigore e in quella credibilità. Bene, grazie segretario. No, anch'io un saluto, fatemelo fare, è stata bellissima questa presenza qui dei volontari. Si dice sempre così, ma guardate, quest'anno abbiamo assistito a delle cose che io non avevo visto, che è un bel pezzo, le ho montate anch'io le feste, ma francamente a proposito del deperimento di queste forze, io ho assistito a delle cose incredibili. Intanto un rinnovamento della presenza dei volontari, casi come quelli di paesi terremotati che hanno fatto le feste, volontari nostri che hanno dato una mano sul terremoto. Questa cosa che mi ha colpito enormemente, che è drammatica, è successa a Ravenna, del nostro amico, compagno Gabrio, un grande amministratore, stiamo mica parlando, che è morto alla fine di aver fatto il risotto, e questi suoi compagni amici, non occasionali, di una vita, che hanno fatto la riunione e hanno detto andiamo avanti, è stato qui fino all'ultimo minuto, adesso noi andiamo avanti, e sono andati avanti alla cucina del pesce, e poi gli era rimasto un problema, chi faceva il risotto, perché nessuno se la sentiva, e allora è andato il segretario di federazione a fare il risotto. Sono cose che
che mi hanno fatto dire a quelli che sono andati a trovare, guardate, si può anche morire, ma a noi non ci ammazza nessuno. Grazie a tutti voi per essere stati qua e buon proseguimento di serata.